Ciao a tutti, sono Zaccaron Sofia, ho 27 anni e sono un'attrice teatrale. Sto per presentarvi La Carrucola di Marco Paolini. Spettabile INAIL di Treviso, egregio direttore, per quello che mi avete chiesto di raccontare di come è successo il mio incidente sul lavoro, e allora scominzia così. Quel dico so arrivai in cantiere in San Piero in Busa, ho visto che il vento che ha fatto volar via molti coppi dal tetto, molti tegoi insomma, e ora ho ciappato un trao, ho ligato una corda e ho tirato su 3 casse piene di tegoi, dei coppi insomma. Come finito di ingiustare mi sono accorto che ho invanzato molti coppi, molti tegoi insomma, e ora delle 3 casse prima ne ho fatta una grossa. Sono da basso, ho sligato la corda e prima che me ne accorgo, egregio direttore, la cassa era più pesante di me e allora ho cercato di tenermi, ma niente, la cassa ha scominciato a venire basso, ma io andare alto, egregio direttore. A metà strada ho incontrato la cassa che scendeva, spalla sinistra, egregio direttore. Subito dopo sono arrivata in cima e ho sbattuto la testa sotto la corna e alla canaletta che ho rotta, la canaletta, no la testa, ma soprattutto ho schiacciato tutti i diti dentro la carrucola. Al stesso momento che io arrivavo in cima, la cassa arrivava intera e tutti i diti di un colpo lasciare smaccare fuori il fondo e tutti i mattoni e sbrissai fuori. E ora, egregio direttore, la cassa la era diventata più leggera, ma mi pesante compagno del prima, egregio direttore, e ora ho scominciato a precipitare in basso a tutta velocità, quando a metà strada ho incontrato la cassa che saliva, calicagno polpaccio cossi a sinistra, egregio direttore, ma quasi non mi sono neanche accorto del male, perché subito dopo sono atterrato proprio sopra i tegoi rotti che mi hanno smaccato fuori dappertutto. Non mi sono neanche quasi accorto del male, perché subito dopo è scesa da nuovo la cassa e mi è cascato in testa e mi sono svegliato all'ospedale. Ora tu ridi, Italia. Tante volte quando succede un incidente in cantiere, al lavoro, un po' mona sei tu. Altre volte quando succede un incidente alla guida in macchina, tante volte un po' mona sei tu. Quello che non riesco a capire io, Italia, è perché se lo stesso tipo di incidente ti succede all'estero in divisa ti mettono la bandiera sulla bara. Se ti succede in Italia sei un mona e basta. Grazie a tutti per avermi guardata, a presto!